Al terzo carnevale della Giunta Brugnaro non è stato fatto ancora nulla per ridurre o reindirizzare i flussi turistici nella città storica. L'accusa arriva dal Partito Democratico. Contare le persone in piazza San Marco per chiudere l'accesso in caso di sovraffollamento non basta, sostiene Monica Sambo. È un'operazione che certamente va fatta ai fini della sicurezza, ma ininfluente per quanto riguarda la gestione complessiva dei flussi. Con questo metodo, che per di più, adesso io lo mostro anche, di fatto è un conteggio manuale dei turisti all'entrata di Piazza San Marco. Ricordo che sono all'incirca una quindicina di entrate in Piazza San Marco, e oltre insomma a questo conteggio manuale che avverrà dei turisti non sarà fatto alcun tipo di studio invece su quelli che sono i flussi, quindi da dove arrivano, dove vanno e quali sono quindi i percorsi che gli stessi turisti seguono. I democratici chiedono che sia discusso in Consiglio Comunale lo studio realizzato nel 2017 dall'Università di Bologna sul controllo della mobilità pedonale a Venezia durante i grandi eventi. Il documento di una ventina di pagine presenta una serie di grafici sui movimenti dei turisti durante lo scorso Carnevale e Sabato del Redentore e propone una nuova tecnologia per lo studio e il controllo dei flussi. Quello che si chiede è soprattutto la creazione di modelli che permettano alla città di verificare anche preventivamente quali saranno i flussi in arrivo a Venezia, e quindi in modo tale da poter eventualmente disincentivare anche coloro che vogliono arrivare, appunto disincentivarli all'arrivo, e quindi rendere, diciamo, questa città più accogliente anche per coloro che vogliono visitarla.